comunemente di alcuni aspetti della vita amministrativa di Torrese. Intanto vi presento gli assessori, anche se sono già ovviamente stati comunicati. Allora, in ordine alfabetico, Denardi Barbara, seguirà il sociale, famiglia, pari opportunità, politica per l'immigrazione e affari legali. Alessandro Mugnol, pianificazione energetica, innovazione e informatizzazione, ambiente ed ecologia, politiche giovanili, rapporti con l'Unione Europea e protezione civile. Giovanni Napol, programmazione economica, bilancio e tributi, attività produttive e risorse umane. Alessandro Turchetto, che sarà anche vice sindaco, lavori pubblici, mobilità, patrimonio, politiche comprensoriali, città metropolitana, quartieri, polizia locale. Antonella Uriana, politiche scolastiche, cultura, musei e biblioteche. E invece avrò i referati relativi a affari generali, grandi eventi, urbanistiche ed edilizia, turismo, sport e servizi demografici. A parte il sottoscritto e il collega Giovanni Napol, che sono stati compagni di banco del Consiglio Comunale per un decennio, quindi gli unici due che hanno in qualche modo avuto una qualche esperienza amministrativa, gli altri colleghi in giunta sono tutti nuovi dal punto di vista amministrativo, ma sono tutte persone estremamente competenti nel proprio campo, per cui ritengo che l'amministrazione, pur ridotta di ranghi per legge rispetto alle amministrazioni precedenti, per cui la spending review, oltre a tagliare il numero dei consiglieri, ha tagliato anche il numero degli assessori. Dicevo, nonostante i ranghi ridotti, è una giunta che per competenze personali e professionali ha un valore aggiunto rispetto alla compagine precedente. Lo dico senza tema di smentita, perché abbiamo bandito Cencelli e abbiamo invece volutamente perseguito la ricerca di persone che fossero competenti nel proprio settore. Se guardate anche i referati, fanno riferimento appunto, come dicevo prima, a capacità personali e o professionali già note. Abbiamo già deciso che la prima seduta del Consiglio Comunale è programmata per sabato 28 alle ore 9 presso il Museo della Battaglia. Abbiamo voluto anche in questo senso dare un segno di discontinuità rispetto al passato, cercando di, come immagine, di valorizzare anche alcune delle bellezze che la nostra città possiede e che sono state poco o male sfruttate. In questo senso abbiamo inteso ricordare anche il 28 giugno, che è il giorno dell'attentato di Sarajevo, che secondo i libri di storia di fatto è stata la scintilla che ha dato inizio alla Prima Guerra Mondiale, per ricordare che Vittorio ovviamente è città molto importante da questo punto di vista. La nostra amministrazione è interessata anche a fare in modo che gli eventi di cui ricorre il centenario quest'anno, quindi 14-18, anche se è entrato in guerra dell'Italia è stato 15-18, saranno adeguatamente, in senso buono, dico ovviamente, sfruttati dal punto di vista anche culturale e turistico. Per cui la prima seduta del Consiglio Comunale si farà proprio al Museo della Battaglia. Tra l'altro, successivamente, cioè in coda al Consiglio Comunale, alle ore 11, sempre presso i locali del museo, ci sarà una commemorazione, diciamo, storica da parte del professor Daniele Ceschin, proprio per ricordare gli eventi del 28 giugno, con alcune letture che saranno per le quali abbiamo invitato ad esserci Livio Vianello. Ovviamente nei primi giorni dell'amministrazione abbiamo già preso contatti con
diverse situazioni in realtà difficili per questo ovviamente, poi anche con, già uscito anche sulla stampa, con alcuni enti e società interessate che hanno progetti in corso di territorio. Cito per tutti Piazza Meschio e oggi anche abbiamo avuto un incontro con i vertici regionali dell'ANAS per capire ovviamente la situazione. Poi ovviamente anche tanti altri argomenti più minuti, non nel senso che sono meno importanti, perché abbiamo avuto già raccontati ovviamente per esempio con alcune questioni relative al sociale, ma come dire che sono situazioni del tutto personali, queste invece riguardano l'intera città. Non so se avete domande, se no io passerei prima per un saluto la parola anche agli assessori che possono anche cominciare. Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio il sostitutivo del sindaco Tonò e anche appunto gli altri assessori qui presenti. Da parte mia intanto sono molto contento di essere qui oggi, perché questo ruolo permetterà di portare avanti molte delle tematiche che in campagna elettorale sono state affrontate anche dal mio gruppo. Comunque abbiamo trovato anche questo accordo comune con la coalizione sostenuta da Sindaco Tonò, quindi questo secondo me è un risultato molto importante che ci permetterà di lavorare assieme su molti temi molto urgenti anche per la città di Vittorio Veneto. Non sarà questo il luogo per affrontarli, ma sicuramente, come ha detto il sindaco, molte sono le tematiche su cui si dovrà subito agire per far fronte e trovare un rimedio subito. Da parte mia sicuramente il massimo impegno in questo nuovo ruolo, per me è la prima volta come altri qui presenti di oggi, e da parte mia il massimo impegno sicuramente perché ritengo che sia un ruolo molto importante di gestione e di organizzazione per la nostra città. L'assessore sicuramente avrà un ruolo decisivo, non potrà agire da solo, ma ci dovrà essere una comunione di intenti sicuramente su molte delle tematiche, perché gli argomenti spesso saranno convergenti, si integreranno tra di loro, tra più assessorati, ma sicuramente serviranno innovazioni, trasparenza, sicuramente uno dei principali punti affrontati in questa campagna da tutti noi, partecipazione ai cittadini, quindi quello che non è stato nella precedente amministrazione ritengo personalmente. Quindi sicuramente iniziare a capire qual è la situazione che ci troviamo sotto mano, capire quello che ci ha lasciato la precedente amministrazione e una volta avuto un quadro preciso della situazione ripartire tutti assieme per poter dare di nuovo slancio e forse anche un futuro un po' più roseo alla nostra città. Ringrazio ancora il sindaco Tonò per l'opportunità che mi ha dato e spero e auguro buon lavoro a tutti quanti, quindi a noi e a voi. Senza tediarvi ripetendo quello che ha già detto Alessandro, che insomma non posso che assolutamente condividere, oltre a ringraziare ovviamente il nuovo sindaco che mi ha conferito questo incarico, quindi insomma lo prendo come sicuramente un segno di fiducia e di stima. Sicuramente la peculiarità dell'incarico principale, quello relativo al sociale e agli affari legali, che mi appresto a raccogliere dall'ex vice sindaco, in particolare il settore del sociale, e che tra l'altro è anche un collega, sicuramente diventa incisivo nel momento in cui in un ambito nazionale e locale di estrema crisi economica l'intervento nel sociale ha l'attenzione e deve avere la posizione di limitare al massimo per coloro che sono in maggiore difficoltà le problematiche, quindi venire in sostegno di quanti non riescono in questa situazione a raggiungere standard di vita decorosi e insomma accettabili. Sicuramente un impegno molto vasto anche in considerazione dell'impegno economico per il comune che rappresenta la quota relativa al mondo del sociale. Un nodo spinoso sicuramente sarà quello delle politiche per l'immigrazione, visto le polemiche che ci sono state in campagna elettorale. Vedremo nei prossimi mesi quali poi saranno gli sviluppi effettivi di queste varie
meglio il più possibile per questa città. Sicuramente un augurio a me e a tutto il resto della Giunta di riuscire a portare a termine gli impegni che sono presi in campagna elettorale e quelli che dovessero nascere nei prossimi mesi. Un ringraziamento ovviamente a voi che siete qua. Insomma, credo che tutti quanti daremo il nostro massimo. Allora, Antonella Lubiana, io devo dire chiaramente, accodandomi a quelli che sono i ringraziamenti per la fiducia che viene riposta nella mia persona, che occupandomi di politiche scolastiche ho l'opportunità di occuparmi di un mondo che conosco profondamente da vivere, perché sono 30 anni che lavoro all'interno della scuola. Insegno al liceo artistico a Vittorio Veneto e quindi credo di conoscere a fondo quelle che sono le problematiche scolastiche. Ma poi c'è un altro aspetto che mi caratterizza e che riguarda quello che è il mio impegno nell'ambito artistico, culturale. Io sono storico dell'arte, anche critico d'arte, e il poter portare quella che è la mia esperienza, ma devo dirvi soprattutto quella che è la mia grande passione per questo settore, quello che è veramente l'amore per la tutela, la conservazione, la valorizzazione dell'arte nel nostro contesto, nella città che io amo molto, che è Vittorio Veneto, mi riempie sicuramente di orgoglio da un lato e anche di responsabilità dall'altro. Quindi anch'io credo in questo spirito di squadra che ci caratterizza, che ci porterà a lavorare con una comunione di intenti spero proficua. Cercherò di dare veramente il meglio perché Vittorio Veneto sia realmente degna fino in fondo di quel nome di città d'arte che noi abbiamo scritto all'ingresso di questa nostra meravigliosa città. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Allora, vi saluto anch'io, vi ringrazio di essere presenti. Io ho ricevuto un incarico molto delicato dal sindaco, molto importante, e ovviamente lo ringrazio della fiducia che ha riposto in me. L'assessorato ai lavori pubblici, unito soprattutto alla delega alla mobilità, che comprende in generale la viabilità, i trasporti e quindi tutto il tema dei collegamenti che la nostra città ha al proprio interno, ma anche con i comuni circostanti, ma non solo, anche con il resto del territorio, è un incarico appunto molto importante. L'intenzione è quella, come abbiamo detto spesso in campagna elettorale, di posizionare la città al centro del territorio, per cui il tema della viabilità, il tema più generale della mobilità saranno fondamentali per perseguire sostanzialmente questo obiettivo di dare centralità alla nostra città. Mi sarà richiesto ovviamente un impegno costante e duro sicuramente, e sono onorato insomma di questo incarico che mi è stato dato, di aver onorato. Sono vittoriese di nascita, amo anch'io questa città e cercherò di dare veramente il massimo per renderla più bella, più funzionale, meglio organizzata di quanto non lo sia oggi, e in linea, se vogliamo, con quelle che sono le città europee di piccola e media dimensione. Questo è l'obiettivo che ci vorremmo dare. Grazie. Ultimo. Anch'io mi associo ai saluti ovviamente per la vostra presenza e ringraziamento al sindaco per avermi accolto e proposto di far parte della squadra di governo. Io avevo smesso il rapporto con la politica attiva nel 2009 e poi gli eventi della vita molte volte portano a ritornare sul
i nostri passi, no? Quindi mi sono rimesso a disposizione per portare il contributo che spero sia all'altezza della situazione. Ecco, i miei referati, diciamo, sono strettamente connessi con l'attività proprio della macchina amministrativa, quindi parliamo di personale, pianificazione finanziaria, bilancio. Quindi sono tre settori di grande importanza e sono quelli che sono, diciamo così, in questo momento sotto l'attenzione di tutti, perché sappiamo che la situazione finanziaria in generale dei comuni è abbastanza difficile, insomma, no? Da un po' di anni a questa parte stiamo vivendo una fase veramente di estrema difficoltà. Non si riesce a fare i bilanci in tempi come eravamo abituati, qualche decennio, anche forse qualcosa di più fa. Tanto è vero che le due questioni che ho oggi sul mio tavolo, una è la Tasi e l'altra è il bilancio di previsione per il 2014 che ancora non è stato fatto. Quindi già il lavoro è già, come dire, già pronto lì che aspetta. Quindi noi, come dire, mi associo ai ragionamenti, alle parole dette dai colleghi e siamo animati, come dire, da una grande voglia di fare bene e di far bene facendolo sapere alla città nei termini corretti. Questo è un elemento importante che vorrei che fosse, come dire, sempre mantenuto. Un'ultima cosa, io credo che siccome caratterialmente non penso di avere le idee migliori e gli altri sono più stupidi di me, mi sono preso la briga di cominciare a leggere tutti i programmi elettorali, anzi a rileggere i programmi elettorali degli altri, perché qualche buona idea depositata qua e là magari potremo anche recuperarla e naturalmente citando la fonte, magari se c'è spazio lo si potrà anche attuare. Grazie ancora. No, l'ANAS no, che è dentro fino al collo con tutti i progetti, tutti i casini che ci sono in Veneto. È disponibile a riconsiderare lo studio progettuale per il percorso di Santa Giusta? l'ANAS? Sì. Allora, incontro con l'assistente regionale Veneto dell'ANAS di stamattina ha chiarito alcune cose. Uno, che siamo tutti, soprattutto noi cittadini, in attesa della sentenza del TAR, in assenza della quale ovviamente ogni e qualsiasi ipotesi si può fare, ma sarebbe pura accademia. Teoricamente, secondo i tempi previsti, entro il lunedì della luce della sentenza per la prossima settimana, siamo già d'accordo di risentirci con l'ANAS per valutare la situazione in base a quella che sarà la sentenza. Mi sono permesso, perché rientrava nel progetto, nel programma della coalizione e per quel che posso capire nell'indesiderata di buona parte della città, quella di chiedere in maniera sommessa ma molto chiara all'ingegnere Corrado, che è appunto il responsabile veneto dell'ANAS, cosa ne pensasse della prosecuzione. Lui mi ha risposto chiaramente: guardi, questo si chiama primo blocco, perché è previsto un secondo blocco, tutto da progettare, che dovrebbe ovviamente in accordo con la sovrintendenza non ricalcare il progetto vecchio, perché evidentemente la sovrintendenza non andava bene, però portare il traffico verso nella rotonda di via Forlanini, verso, come si chiama, via di Consiglio, il famoso accedente Forlanini, quello che era il progetto originario. Però ovviamente quello è tutto da futuro. Le riproduzioni in attesa di questo progetto, no? Le produzioni che si possono fare. No, siamo in attesa, ripeto, di lunedì. Guardi, aspettiamo la fine settimana per il lunedì dovrebbe esserci la sentenza, poi ne parliamo in base a quello che sarà se la sentenza dovesse dire se si va avanti, voi comunque insisterete per la alcune modifiche sì, richieste,
il tenore dipende perché alcune soluzioni progettuali minime non necessitano di alcun'altra valutazione. Modifiche più pesanti necessitano ovviamente di progettazioni e valutazioni tipo VAS diverse. Ma questo lo si fa ovviamente in accordo con la Giunta, con il Consiglio e soprattutto facendo partecipe, cosa che non ha fatto questa amministrazione, la popolazione. Quanti immigrati arriveranno alla Goti? Alle Goti non lo so, dipende dalla prefettura in base al piano fatto dal ministro Maroni, dall'ex ministro Maroni, perdone. Per ora sono 5 accolti dalla Caritas, 3 del Mali e 2 pakistani, hanno riempito Vittorio e tutti se ne sono accorti. E non sono alla Goti, sì. Sono presso una casa della Caritas. E fra l'altro di passaggio perché hanno un'altra destinazione. E non è la Goti la destinazione. Se la Caritas, magari su invito del Papa, no, ne portasse altri, non è che c'è già una convenzione per cui massimo possono essere 13 e non sono sufficienti per riempire la Goti. E il comune non può fare una convenzione su a riempire la Goti? Prego? Dico, di questi, sto parlando della Caritas, della regia della Caritas, ma il comune in questo senso dà magari. La Goti non può essere riempita perché è già riempita la Goti. Uno, e secondo non è nostra. La Goti è sede di un reparto dell'esercito e fin tanto che è sede del reparto dell'esercito, che sta smantellando Sì, ma in senso ovviamente tecnico, non è che sono la cola picozza che demoliscono gli immobili, fino a che il nucleo stralcio non terminerà tutte le operazioni che si percepisce siano ancora abbastanza lunghe, necessari a riconsegnare al demanio una serie di beni che attualmente sono a tutti gli effetti beni militari. Fino a quel momento non c'è alcun discorso da fare. Siccome non c'è solo la Goti, ci sono come 6 altri edifici. No, tutti e 6, vale per la Goti come per gli altri 5. Nel senso esiste già una mail mandata dal Ministero che dice che gli immobili non sono attualmente disponibili, è presso gli uffici comunali, è arrivato in maggio, ma l'abbiamo saputo dopo la chiusura, diciamo. E avete strumenti per fare pressione, per accelerare questo iter, perché la burocrazia cioè, so che soprattutto i beni militari... Vi confesso che non lo so. No. Non lo so. Non so se esistono pressioni, se non valuteremo, ma francamente ritengo che ci siano, prima della dismissione eventuale di quegli immobili, ci siano altri problemi più elevati. Però sarà uno sicuramente degli argomenti che quel tempo affronteremo. Dall'opposizione voi avevate delle posizioni abbastanza note e c'era sempre la lamentela che non si riuscivano a vedere le carte. Ecco, come pensate di garantire la trasparenza di cui oggi più che ieri c'è tanto bisogno? È possibile mettere per esempio tutte le delibere e tutti gli atti subito e immediatamente sul sito? Che ruolo potete e dovete affidare all'ufficio stampa del comune in modo tale che le informazioni corrette possano partire in tempi direi quasi reali, in modo tale che la gente possa sapere attraverso i canali normali della comunicazione? Allora, la prossima settimana avremo un incontro già alcuni incontri li abbiamo già avuti negli uffici, ma ogni assessore, in base ai referati, prima tutta la giunta insieme, faremo un giro degli uffici per vedere le cose principali, in modo che la giunta intera sia resa edotta riguardo ad alcuni argomenti più rilevanti, più scottati, quelli che comunque coinvolgono ovviamente l'intera amministrazione. E poi ogni singolo assessore ovviamente dovrà seguire in maniera specifica i referati che gli sono affidati. All'interno di questo oggi ho parlato con il responsabile del CED, con cui ho già preso appuntamento per la prossima settimana, perché ovviamente è stata una roba molto veloce, per capire se e in che tempi è possibile
messa online di documenti ufficiali, diciamo, che riguardano l'amministrazione comunale. Mi ha garantito che la cosa non è lunga, però la prossima settimana l'incontro mi darà il tempo più certo. Ritengo però che sia non possibile, debba essere necessario proprio per, come dire, far vedere che c'è stato e c'è un modo diverso di concepire il bene pubblico e la cosa pubblica, che sia accelerata il più possibile questa messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, ovviamente, di questi documenti, almeno delle delibere e degli atti ufficiali dei comuni. Come del resto fa già qualche altro comune, non sarebbe molto francamente una novità. L'altro pomeriggio Renzi a Vicenza ha detto, no, che lui nella Tasi si è capito molto poco. Nella Tasi Renzi diceva che si è capito molto poco. L'assessore si è capito qualcosa di più e soprattutto che cosa fa. Praticamente, se voi ci fate caso, da quando è stata eliminata l'ICI, no, come era stata modificata dall'ultimo governo Prodi, non ne siamo più usciti. Nel senso che abbiamo avuto un sovrapporsi di leggi, di modifiche, di nomi, di sigle, di cose che hanno reso ingovernabile tutta questa partita. Il picco l'abbiamo toccato adesso con la Tasi, che è una cosa, io credo che insomma, in giro per il mondo ci guardino con gli occhi ben sgranati, nel senso che già un tributo insomma, è una cosa che in qualche modo fa un po' soffrire, no? Tirar fuori dei soldi in un momento così di grossa difficoltà. Ma quello che più è, secondo me, brutto è che le pratiche per poter pagare le soldi di questo compito sono quanto mai complicate. E secondo me continuo a chiedermi il perché di queste complicazioni. Io credo che qui c'è un problema grosso, credo a livello di burocrazia centrale, ministeriale, perché se una volta, come dire, fatta una bozza qualsiasi di qualche provvedimento, la mandassero in revisione poi a chi la deve applicare, magari qualche suggerimento positivo gli torna anche indietro, insomma. Quindi anche qua adesso vedremo, insomma, perché io ho visionato un po' di delibere di comuni che hanno già deliberato la Tasi e c'è un po' di tutto, insomma, c'è una variabilità di aliquote, di intersezioni con come si chiama, detrazioni, eccetera, che sono qualcosa di semplicemente incredibile per chi poi deve applicarla con possibilità di margini di errori altissime. E anche questo è un altro problema grosso, perché non si capisce come mai i comuni non siano in grado di mandare a casa un bollettino con l'importo già prestampato. Se noi fissiamo una tariffa sulla base di un parametro certo, che sono i metri quadri, magari no, come l'IMU, quindi i dati sono in possesso della pubblica amministrazione, dovrebbe essere semplice, no? Visto che è tutto ormai informatizzato e tutto dovrebbe essere accessibile e controllato. E invece assistiamo a una sorta di si salvi chi può. Quindi anche questo è un aspetto che io credo a livello di amministrazioni periferiche dovremmo affrontare, insomma, anche siccome noi intendiamo riallacciare in termini seri un rapporto con tutti i comuni del circondario. Anche questo è un tema che probabilmente sarà oggetto di valutazione. Quindi anche questo è, vuol dire, nel concreto la definizione delle aliquote e quindi poi la deliberazione che sarà fatta dal Consiglio Comunale sarà oggetto del lavoro delle prossime settimane. Aveva sentito oggi di promettere una provocazione per 5 anni, nessun aumento fiscale in comune di Vittorio. No, perché non dipende da noi, dipende anche ovviamente da come il governo centrale
centrale stabilisce o meno i trasferimenti e di conseguenza le possibili imposizioni locali. E poi viene un'altra cosa dal bilancio che troviamo. È un problema di tutti, ma soprattutto la nostra amico Giovanni. Ci avete lasciato senza parole. Noi giornalisti possiamo chiamarvi tranquillamente al telefono, a parte Giovanni che mi ha detto che mi scrive soltanto. Giovanni Napoli. Allora, Ma Giovanni anche agli altri, non rispondi al telefono, solo a me. È un privilegio. Nella preferenza al contrario. Allora, poi quando ho risposto a una domanda mi viene a mente adesso del preside Panzarino, mi era chiesto l'ufficio stampa. Allora, l'ufficio stampa oggi è fatto part time, diciamo, nel senso che fa anche altro, esclusivamente dal dottor Marco Sommarilla. Per cui a proposito di corrispondente, non è che non si risponde al telefono, dipende, perché lei mi ha chiamato al telefono 3 volte ieri, ho guardato l'ora 8:30, 8:35, 8:40. Io francamente stavo parlando con uno che faccio il lavoro, non mi sembrava il caso degli scusi, io devo rispondere al giornale. Per cui ovviamente ci sono tempi e tempi. Valuteremo come cercare di essere più efficaci possibili senza essere ma non per cattiva interpretazione vostra, per cattiva espressione del sottoscritto, essere non male interpretati, fare in modo che soprattutto il sottoscritto si esprima male, per cui valuteremo le modalità per essere il più chiari possibile. Ma questo vuol dire che insomma se noi vi chiamiamo. Ma io oggi per esempio alla Assemblea Riunione non ho risposto a nessuno, ieri ho risposto a quasi tutti. No, cioè voglio dire relativamente, concordemente con gli impegni ovviamente che avete, che sono tanti. Quindi sì, la risposta è sì. Sì, la risposta ha detto che valuteremo il modo per essere il più chiari possibile, non sempre sia più chiaro possibile stando al telefono, magari con 3 persone davanti a rispondere. Se è il caso si risponde direttamente al telefono, se si ritiene di fare una cosa, come ha detto Giovanni per iscritto, la faremo per iscritto. Ci sono modi e modi, valuteremo quindi sarà le modalità mista, chiamiamolo così. E quindi la risposta non è valuteremo. E quindi dovete fare una riunione di giunta anche per stabilire quali siano le modalità. Cioè, no, valuteremo, cioè beh, ma io in genere, quando la prima volta in cui ci siamo trovati non ho detto questa è la mia squadra, noi siamo la squadra, perché uno da solo non fa nulla, per cui io le cose ovviamente ognuno ha la propria testa, ma le decidiamo insieme. Certo, perfetto. Tra i piccoli. Sì, non era un plurale maiestatis mio, No. è proprio un plurale perché riguarda tutti i 5 più 1, 6. Siccome non è facile a volte che sia proprio in due, cioè è legittimo dire ci mettiamo d'accordo. Ah sì, certo. È necessario. Adesso è fatto vivo? Io non ho sentito. Il municipio è stato. Mi hanno detto che è stato qui mentre io ero all'ufficio tecnico e poi quando sono tornato non c'era più. Tra i primi temi che affronterete in giunta cosa ci sarà? Le questioni? A parte tasi? La tasi e bilancio, la prima che faremo stasera, d'accordo ovviamente tutti, abbiamo chiesto uno stato dell'arte che ovviamente non potrà essere fatto in un'unica seduta, ma cominceremo stasera intanto con le valutazioni generali e poi di volta in volta avremo uno o a seconda della consistenza uno o più argomenti da affrontare. Avrete un giorno stabilito della settimana in cui vi troverete o... Come giunta? Sì. Sì, avremo fissato giovedì sera, poi vedremo se per ora dovrebbe essere giovedì tardo pomeriggio. Abbiamo un'ora di differenza rispetto a lei. Era giovedì sera anche da lei. Sì, ma anche il centro-sinistra prima faceva giovedì sera, hanno copiato loro, non è un problema. Le
le cose che sono fatte bene si possono replicare, bisogna cambiare quelle che abbiamo fatte male. Sembra solo una cosa personale, ma siccome il sindaco mi ha appena dato del lei, forse possiamo darci del tu come sì, è un mio vizio, no, non è un vizio, a è me un fa vizio. lo stesso, No, cioè, posso dare anche del lei è un alla vizio- Barbara. È un mio vizio che ho quando sono in pubblico. Mm? È un mio vizio quando sono in pubblico. Cioè, a me Possiamo basta usare quello, saperlo, cioè, basta valutare, insomma. non c'è problema. Le riunioni di giunta di solito partecipa anche il segretario comunale, lo farà anche alla Certo. no, il dottor Trainer, Certo. anche per le prossime. E beh, dopo va in ferie, per cui vediamo. La prossima settimana in ferie, per cui questa sì, la prossima ci sarà la prossima. Possiamo salutare il Presidente. Possiamo salutare il Presidente del Consiglio. Non è stato nominato ancora. Ah, no? Sarà eletto Sì. sabato prossimo. No, prossimo, Poi no, prossimo, questo sabato 28. anziano chiede siete proprio sederni e basta. Hai visto? Il sabato 28 sì, sicuramente. Posto? Il Consiglio va in radio, in TV, in diretta. Il Consiglio andrà, allora siccome lo faremo nella sala della Vittoria, al Museo della Battaglia, e non essendo, non si sapeva già, non essendo stato collaborato ancora, avremo la possibilità di arrivare al 99% massimo, per cui sarà portato nella loggia del Sansovino uno schermo per cui di fatto chi sarà sotto dovrà essere sopra perché non c'è accesso al pubblico, anzi la sala, la normale sala consigliare ha una capienza di gran lunga inferiore a quella che ci sarà sabato prossimo, quindi abbiamo pensato che sia una cosa più aperta anche al pubblico dei cittadini. Quindi non ci saranno le riprese? La trasparenza che diceva tempo fa? Sì, forse non mi sono espresso bene, ho detto che ci sarà, ovviamente per avere uno schermo sotto ci saranno le riprese sopra. Ma non sappiamo chi le farà queste riprese. Chi vuole può farle. Quindi è aperto a tutte le emittenti locali, se voglio Sì. dire. Okay. Non c'è problema. La RAI non dovrà fare. Delle pagane, sì. Chiederemo? Delle pagane. Non so se esiste ancora. Alessandro, visto che siamo qui, sei fiducioso per questo traforo si può usare? Come la vedi? Adesso appunto bisogna ascoltare il pronunciamento eccetera, ma così in questo momento cosa pensi? Invece come si diceva, abbiamo fatto anche un accordo di programma su questa cosa qua, è uscito, firmato, insomma, siamo già dibattuto in campagna elettorale e abbiamo detto che prima aspettiamo giustamente la sentenza, perché la sentenza potrà dire sì o no, diciamo, all'attuale iter del progetto. Quindi, e poi si valuterà sicuramente chiedere un tavolo con ANAS per capire quali sono i margini di movimento su questa cosa, come diceva prima anche il sindaco, valutare se si può effettivamente fare delle modifiche sostanziali oppure no, però bisogna farlo anche nella massima trasparenza e nella partecipazione dei cittadini, che è una cosa che non è mai venuta in questi anni qua, perché in questi anni i diretti interessati non hanno mai saputo nulla, si sono sempre ritrovati qualsiasi operazione, qualsiasi cosa sulla testa da un giorno all'altro, quindi dipenderà molto dalla sentenza, quello è chiaro. E se le modifiche non dovessero essere appunto sostanziali ma così accessorie, diciamo? Lì vedremo, nel senso che da parte mia, appunto per quello che è stato anche il mio impegno nella campagna, poi per quello che comunque l'accordo che ci lega su questo argomento, è capire con l'ANAS, quindi si valuterà, io non posso dire a priori cosa potrà essere fatto oppure no, però è possibile per quello che potrò io
nei confronti dell'ANAS per capire cosa si può ottenere qualora il ricorso, diciamo, non sia a favore dei cittadini. E poi anche lì ci sono varie opzioni, perché se parliamo poi di opzioni future sul controricorsi, cose varie, non lo so, io direi di procedere a step come è stato accordato e rivediamo quello che sarà il risultato. Ora non so se effettivamente lunedì uscirà la sentenza, i tempi sono quelli, può essere anche che esca più avanti, non penso che ritarderà molto, ecco, dipende dal dare in realtà, ecco. Anche qualche anno fa il primo ricorso ci mise un po', insomma, quasi dei mesi, la sua memoria. Quindi vediamo, nel senso che sì, è inutile adesso al momento fare tanti scenari, si vedrà e poi ovviamente si valuterà. Sicuramente posso dire questa questione, che è una questione ambientale, comunque in parte che riguarda anche quello che è il mio assessorato, la mia delega, è una delle tante questioni che in questo momento sono anche così, diciamo, urgenti per la città, perché la precedente amministrazione sono state lasciate questioni molto impellenti come l'Escarnelli, come la discarica di Forcalle, come lo stesso traforo, inteso anche per quella che è la questione ambientale, e di questi giorni insomma le notizie anche sulla Sega che praticamente hanno trovato una falda, stanno scaricando acqua nel mischio. Quindi io direi comunque, indipendentemente da quello che sarà il TAR, è su opere di questo tipo e progetti di questo tipo avere la massima diciamo, accortezza nel capire quello che succede, quello che viene fatto sul territorio, massimi controlli per quanto riguarda il punto di vista dell'inquinamento ambientale eccetera, e massima trasparenza, cioè far sapere alla cittadinanza quello che sta avvenendo nella propria città. Questo non è mai stato fatto direi in 5 anni per questa questione, per Piazza Mischio, una sorgenza. Direi che già un cambio di metro è sicuramente necessario nella gestione di tutte queste cose qua, e su questo penso che siamo d'accordo tutti quanti. Poi nello specifico valuteremo passo per passo quali saranno i margini di azione. Posso, collegandomi al tema, c'è ancora pendente sul tavolo dell'ex sindaco una richiesta di indennizzo da parte di espropriati rivolta al comune, espropriati ovviamente in merito al lavoro. È una questione che quindi rimane anche questa in stand-by in attesa dell'esito del ricorso al TAR o sarà affrontata? Sarà affrontata comunque indipendentemente dall'esito del TAR. Posso aggiungere che comunque in parte legata all'esito anche questo, insomma. E comunque è una scelta che è stata fatta dalla precedente amministrazione, quindi come si disse già all'epoca, eventuali cose diciamo che non vuole fuori legge, non so come dirle, ricadranno sui precedenti amministratori. Però il TAR insomma deciderà